Buongiorno da Sicilia 24, i titoli di questa edizione. Partita la stagione balneare a Catania, domenica primo giorno con tutte le strutture del comune fruibili, ma poche ore dopo l'apertura la spiaggia libera numero 1 era già invasa di rifiuti bagnanti, ripulita e subito sporcata. Attesa in Sicilia la prima ondata di calore, temperature in graduale aumento con picchi che sfioreranno i 40 gradi. Torna a protestare il popolo No Ponte, quasi 2000 in corteo a Torrefaro per opporsi all'opera. Una legge non basta, dicono i manifestanti. Salina celebra il cinema italiano nel nome di Massimo Troisi. La 12ª edizione di Mare Festival arriva a 70 anni dalla nascita dell'attore napoletano che nell'isola delle Eolie girò Il Postino. Calcio, ufficializzato l'allenatore Tabbiani, Catania al lavoro per definire quadri tecnici e settore giovanile. A Messina cresce il rischio esclusione dalla Serie C, bloccata la trattativa per la cessione del club. Buongiorno, ben trovati a Sicilia 24, a Catania al via la stagione balneare, aperti ieri domenica la spiaggia libera numero 1 e altre strutture, ma la spiaggia libera numero 1 della Playa poche ore dopo i bagnanti l'hanno trovata invasa da cumuli di spazzatura. Sentiamo Simona Mazzone. Con l'apertura della spiaggia libera numero 1 alla Playa si può dire che la stagione estiva è definitivamente cominciata a Catania, dopo le altre due già fruibili da qualche giorno, così come la discesa a mare di San Giovanni Licuti e la piattaforma in Piazza Europa. Anche se qui, nella spiaggia numero 1, la stagione si è aperta non nel migliore dei modi. Cumuli di spazzatura, sporcizia e insidiosi cocci di vetro che spuntano dalla sabbia. Gli assidui frequentatori della spiaggia comunale più grande tra le tre hanno avuto un'amara sorpresa, ma assicurano che il comune provvede alla pulizia, la responsabilità è dei soliti incivili che non si curano della propria città. Le persone si lamentano, ma si lamentano per loro stessi, perché la spazzatura la fanno loro stessi. Comunque, qua il comune pulisce. Purtroppo la puliscono e dopo 10 minuti è tutta sporca. Purtroppo le persone buttano di tutto e poi se ne vanno ed è sbagliatissimo. La prima spiaggia libera è sempre stata così comunque. Lei la frequenta tutti gli anni? Sì, di solito sì, perché abito anche qui vicino e mi viene più vicino a venire. Oltre ai rifiuti sparsi, anche interi sacchetti stracolmi di ogni tipo di immondizia, persino un fenicottero sconsolato che non è arrivato a godersi la stagione. Ormai Catania sta fallendo. Catania ormai è piena di spazzatura. Non si può più fare questo. Non si può fare più questa vita. Le spiagge piene di spazzatura, anche le strade piene di spazzatura, che il comune non viene a prendere la spazzatura. Non si può fare più. Ancora nessuna traccia dei servizi igienici e della piattaforma pedonale che conduce a riva, ma presto il comune provvederà a installarli, come ha confermato il neoassessore ai Borghi Marinari Andrea Guzzardi, contattato telefonicamente. Domani mattina ci metteremo immediatamente al lavoro con gli uffici competenti, ha detto. È in arrivo il grande caldo in Sicilia dopo giorni con temperature sotto la media. Da mercoledì sono previsti anche picchi di 40 gradi sull'isola. Marco Carli. Arriva l'estate in tutti i sensi, con il solstizio del 21 giugno che segna l'inizio astronomico della stagione, ma anche con le temperature. Conclusa la fase stabile che per 2 mesi, da metà aprile a metà giugno, ha prodotto una quantità fuori dal normale di pioggia, si apre dunque una fase di bel tempo e caldo che non sarà da record, ma sarà di tutto il rispetto, secondo gli esperti, a causa dell'anticiclone africano. Con i suoi effetti, le temperature la prossima settimana, secondo la tendenza meteo, potranno arrivare a 39-40 gradi localmente in Sicilia. Questi valori dovrebbero essere raggiunti dopo 2 o 3 giorni di riscaldamento africano, quindi verso il 20-21 di giugno. Le temperature, fanno sapere gli esperti, sotto i livelli standard negli ultimi giorni, saranno nella media del periodo fino a lunedì-martedì, salendo gradualmente fino ai giorni di picco previsti appunto per la metà della settimana, quando si arriverà ai 35 gradi vicino alle zone costiere. Si toccheranno i 36-38 dove non si avverte l'effetto della brezza marina, fino a picchi attorno ai 40 gradi nell'entroterra. Intanto sarà attivo fino a metà settembre il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della
Salute che fotografa e prevede il rischio caldo per la salute in 27 città italiane, soprattutto per i soggetti vulnerabili. Partito a metà maggio, il servizio è pubblicato dal lunedì al venerdì. Alle 27 città viene assegnato per il giorno in corso e per i 2 successivi un bollino che può essere verde, giallo, arancione o rosso. Fra le città monitorate ci sono anche Catania, Palermo e Messina. E con il caldo cominciano anche le allerte per gli incendi e le ondate di calore. Secondo il bollettino pubblicato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, la Sicilia è stata già inserita nelle condizioni di allerta arancione. È un livello di preallerta con rischio basso, ma segna il cambiamento repentino delle condizioni, visto che qualche giorno fa si parlava ancora di allerta meteo per le piogge. Le condizioni meteo marine favorevoli agevolano le partenze dal Nord Africa e di conseguenza gli arrivi a Lampedusa. Barchini carichi di migranti approdano senza soluzione di continuità, con l'hotspot che torna ad affollarsi. E ieri sera un principio di incendio si è sviluppato nel padiglione 2 della struttura di Contrada Imbriacola. A prendere fuoco sono stati alcuni indumenti che si trovavano accatastati all'esterno. Tempestivi soccorsi con il pronto intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento aeroportuale e della polizia. A Messina torna in strada il popolo dei No Ponte. A Torrefaro una manifestazione per dire no alla realizzazione dell'opera, per la quale esiste una legge già approvata. Francesco Triolo. Il no al ponte torna a far sentire la sua voce a Messina. In 1500, forse anche 2000, hanno raccolto l'invito dei comitati No Ponte che ieri pomeriggio hanno organizzato la prima manifestazione da 20 anni a questa parte contro la realizzazione della mega opera. Slogan, striscioni, tante bandiere di diverse associazioni, dal WWF a Legambiente, i No Muos, quelli dei movimenti, dei partiti come il Partito Democratico, la CGIL, naturalmente i comitati No Ponte di Capopeloro, Spazio No Ponte invece del ponte. Un corteo pacifico ed ordinato, ma il messaggio è chiaro: anche con un decreto legge approvato non smetteranno di urlare la loro contrarietà. Vogliono fare passare quest'idea che siccome è stato fatto il decreto, il meccanismo del ponte è già avviato. In realtà il decreto stesso non mette assolutamente nulla, nel senso che semplicemente riavvia l'iter, ma non c'hanno in questo momento né il progetto e né i soldi per farlo il ponte. Per questo bisogna sfatare tutte le bugie che stanno dentro il decreto stesso e tutte le bugie che stanno propinando per portare avanti un decreto che mette a rischio non solo l'ambiente, mette a rischio anche le abitazioni, mette a rischio la salute. Non si possono fare opere di questo tipo devastante senza tenere conto dei territori. Noi rappresentiamo una fetta importante di questo territorio che si è schierata da tempo contro il ponte. Il ponte non risolve il degrado, semmai questa zona verrà ulteriormente degradata, come tutte le zone sul ponte. Il no viene dalla necessità di avere conferme in tutte invece le cose importanti che ci servono, che non ci sono. Noi vogliamo 1000 sì, l'unica cosa che non ci serve è il ponte. Un ponte vecchio che non porterebbe sviluppo ma solo inquinamento ambientale, urlavano i manifestanti, nessun beneficio per le comunità siciliane e calabresi. L'invito invece è quello di guardare il mare, una strada percorsa da migliaia di anni che però oggi sembra dimenticata. A Messina sono ripresi i lavori per il completamento della ricostruzione del viadotto Ritiro sulla tangenziale. 6 mesi i tempi previsti per ultimarli. Un'opera che consentirebbe di riallacciare le autostrade A18 e A20. Sentiamo. Oltre il 90% dell'opera completata, ma con i lavori fermi per un mese, con la preoccupazione che il viadotto Ritiro, anello di congiunzione tra le autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo, fondamentale per la mobilità non solo di Messina ma di tutto il territorio, potesse rimanere un'incompiuta. Invece oggi, a meno di clamorose sorprese, questa è un'eventualità che dovrebbe essere scongiurata. Il cantiere avviato 6 anni fa e che sarebbe dovuto durare 24 mesi ha come progetto la ricostruzione del viadotto da 900 metri che sovrasta il rione di Giostra. Il braccio di ferro tra la Totocostruzioni ed Autostrade Siciliane per il riconoscimento degli stadi di avanzamento lavori ha trovato un punto d'accordo e l'azienda che sta realizzando l'opera ha potuto riaprire il cantiere dopo aver rinnovato il DURC.
Il primo passaggio fondamentale sarà quello di realizzare un bypass sullo svincolo di Boccetta che consenta agli automobilisti provenienti da Palermo di poter proseguire verso Catania. C'è la necessità infatti di dover chiudere l'uscita di Giostra per consentire la demolizione dell'ultima campata del viadotto lato Monte, passaggio che potrà essere compiuto una volta completato il bypass di Boccetta su cui hanno ripreso a lavorare gli operai. Operazioni che dovrebbero essere completate entro il 26 giugno e quindi da quel momento si lavorerà sulla demolizione e la ricostruzione del viadotto che secondo le previsioni del progetto dovrebbe essere conclusa entro 6 mesi, anche se ci sono buone speranze che già alla fine di novembre si potrebbe vedere l'opera completata. Poi, per l'effettiva riapertura occorreranno almeno altri 40 giorni, 2 mesi, per le prove di carico e di collaudi, ma la strada ormai sembra essere in discesa per un'opera che da 6 anni impone pesanti ripercussioni anche sulla viabilità cittadina. E adesso una pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci rientrati in studio. Salina torna a celebrare il cinema con il Mare Festival che ogni anno vede importanti nomi dello spettacolo e tantissimi turisti. Commosso tributo al grande Massimo Troisi che nell'isola delle Eolie girò Il Postino. Eva Spampinato. In una salina radiosa, calda e piena di turisti si celebra l'artista che contribuì con un film icona a rendere l'isola più verde e prosperosa delle Eolie famosa in tutto il mondo, Massimo Troisi. La 12ª edizione di Mare Festival Premio Troisi arriva a 70 anni dalla nascita dell'attore napoletano e a 29 dall'uscita del Postino. Proprio per quel film, una delle attrici premiate sul palco della Piazza di Malfa, una giovanissima Vittoria Belvedere, fece uno dei suoi primi provini. Cercavano una ragazza mediterranea per girare il film Il Postino. Lui rimase un po' sorpreso, come per dire evidentemente non ti hanno detto chi sto cercando, e io gli ho detto sì, insomma una ragazza mediterranea, io sono calabrese, quindi ingenuamente, e mi dice sì. Tu sei calabrese, mi ha detto. Gli ho detto sì. Dice no, ma non è possibile. Però ti prometto che laddove dovessi cercare un personaggio con i tuoi canoni, quindi i tuoi colori, ti richiamerò. Poi ovviamente quel ti richiamerò non c'è stato. Però insomma solo il fatto di averlo conosciuto, di essere lì davanti a lui, per me insomma era già... andava benissimo così. La rassegna cinematografica fa incontrare i protagonisti dello spettacolo con il pubblico in una cornice unica e con un rapporto diretto, tu per tu, poetico e intenso, e diventa anche volano di turismo. Anche quest'anno abbiamo registrato un boom di presenze in tantissime strutture ricettive, quindi davvero diventa la cultura e il cinema uno strumento assolutamente importante per il lancio della stagione estiva e anche per offrire ai turisti, che comunque a prescindere sarebbero qui a Salina, uno spettacolo e trasformare Salina in una piccola capitale del cinema per qualche giorno. Tra i premiati di quest'anno è l'attrice e regista Michela Andreozzi. Io ho i genitori napoletani e ricordo benissimo il giorno in cui mi dissero vieni a vedere una cosa in televisione, era sera, quindi per me era una cosa speciale rimanere in piedi a vedere la televisione con i miei, e vedevo i miei genitori che ridevano moltissimo per la smorfia, per Troisi eccetera, quindi l'ho conosciuto da figlia e ho continuato ad apprezzarlo da artista, un artista che resterà sempre giovane. E poi ancora Luca Barbareschi, l'autore e regista Massimiliano Bruno, Enzo Iacchetti, Lucrezia Lante della Rovere. Sembra un paradiso terrestre, cioè basta guardare qua davanti, è una cosa sconvolgente. No, io verrò tutti gli anni, Massimiliano, sono anni che mi invita, purtroppo non ero mai riuscita ad arrivare, perché è vero che non è facile, però come tutte le cose belle sono difficili da conquistare e le Eolie hanno questa caratteristica. È un posto dove uno che dovrebbe scegliere per fare tutti i film, perché un posto così dice dove vai a girare un film? A Salina, alle Eolie, così rimani lì e non torni più, almeno per 6 mesi. Al Teatro Antico di Taormina sono stati assegnati i Tao Book Award del 2023 nel corso dell'ormai tradizionale serata di gala. Tra i protagonisti il violinista David Garrett. Emanuela Corsi. La cultura è sempre l'ultimo raggio di sole prima del buio.
L'omaggio di Edoardo Leo al maestro Gigi Proietti con il monologo sulla libertà è stato uno dei momenti clou della serata di gala del Tao Book al Teatro Antico. Proprio il tema della libertà è il fil rouge di questa edizione. Ad aprire la premiazione con il Tao Book Award for Literary Excellence è stata Zarna Fisi, la scrittrice iraniana, autrice di bestseller come Leggere Lolita a Teheran, attivista nella lotta per la libertà delle donne contro il regime degli Ayatollah. Stesso riconoscimento anche per il premio Nobel 2022 Annie Ernaux, tra gli ospiti più attesi di questa edizione, e per la scrittrice americana Joyce Carol Oates. 3 scrittrici, 3 intellettuali, 3 pensatrici che hanno fatto della libertà uno strumento per indagare la condizione del femminile nel mondo e non solo. La musica classica contaminata da sonorità pop del violinista tedesco David Garrett ha travolto il pubblico del teatro. Sono felice di essere qui, il clima è fantastico, la gente è accogliente, il cibo incredibile, così come questa vista. Tra gli italiani sul palco anche l'attrice Valeria Golino, che in Sicilia ha realizzato la sua prima serie TV da regista, dando voce alla libertà e al coraggio della scrittrice catanese Goliarda Sapienza. A ricevere il Tao Book Award anche la cantante siciliana Levante, che ha emozionato il pubblico con il brano Mi manchi, e il regista e attore Michele Placido. A volte quando vado al nord dico, a parte che a me a Roma, ma anche in Germania, in francese mi chiamano il siciliano. Ma davvero? Tra i premiati ancora la direttrice d'orchestra del Bellini Gianna Fratta, lo scultore italiano Giuseppe Penone, la coreografa Giulia Staccioli. Il premio per la scienza è stato conquistato da David Quammen, scrittore e giornalista del National Geographic, mentre l'ultimo Tao Book Award è stato consegnato al presidente del Catania, Ross Pelligra. La serata è stata condotta anche quest'anno da Massimiliano Ossini e dal presidente e direttore artistico di Tao Book, Antonella Ferrara. Ancora una pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci a parlare di calcio. Con l'annuncio di Tabbiani il Catania ha messo il primo tassello verso la stagione del ritorno fra i professionisti. Adesso la società è chiamata ad altre scelte e ad altri adempimenti anche per il settore giovanile. Marco Carli. Luca Tabbiani è il primo tassello. Il profilo è congruo con l'idea che aveva avuto la società, allenatore giovane e con idee chiare, evidenziate nel corso dei vari colloqui con la dirigenza. Anche Bresciano ha dato il suo convinto assenso alla scelta. Insomma, il club ha riflettuto, ha preso il tempo necessario, poi ha deciso, ipotizzando anche un premio per l'allenatore sotto forma di prolungamento e adeguamento contrattuale nel caso di risultati significativi come la promozione. A cascata poi arrivano le altre scelte, con parte dello staff dell'anno scorso, Tomei e Catania, che seguirà la prima squadra insieme all'allenatore in seconda e al preparatore atletico che Tabbiani ha invece già nel suo gruppo di lavoro. A supervisionare il lavoro dei preparatori ci sarà Petralia. Dal 1 luglio al lavoro nel suo nuovo ruolo di team manager anche Armando Pantanelli. Poi ci sono le giovanili ed è un dettaglio non poco importante. Come recita il sistema delle licenze nazionali bisogna partecipare al campionato primavera, al torneo allievi nazionali, cioè l'Under 17, e giovanissimi nazionali, l'Under 15. C'è poi l'impegno a prendere parte ai campionati esordienti e pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla FIGC legate a quella richiedente la licenza nazionale, oltre poi alla squadra femminile. Insomma, un'organizzazione diversa anche per quanto riguarda le strutture rispetto all'anno scorso. Zeoli guiderà l'Under 19 e a Biaggianti dovrebbe andare l'Under 17. Intanto la società, dopo l'iscrizione al campionato, i documenti sono stati tutti inviati, continuerà il lavoro sul mercato per depositare i contratti. Dal 1 luglio a fine giugno è previsto l'arrivo in città di Tabbiani e la relativa presentazione. Intanto Pelligra riparte per l'Australia, tornerà il mese prossimo quando la prima squadra sarà già quasi pronta per il ritiro di Zafferana. Sta per scadere il termine per iscriversi al prossimo campionato di Serie C e il futuro del Messina è in bilico. Il presidente Sciotto conferma il suo disimpegno e le trattative per la cessione del club sono bloccate. Sergio Colosi. È sempre più difficile interpretare la linea guida del presidente Pietro Sciotto, che da un lato mette in fuga i potenziali acquirenti e dall'altro annuncia che non procederà all'iscrizione del Messina. Tra incertezze, fughe di notizie, accuse smentite, i giorni trascorrono e il futuro appare negativo.
La CR ha prodotto in Lega entro i termini gli adempimenti infrastrutturali legati alla disponibilità dello stadio Franco Scoglio, ma dopo aver contattato alcuni calciatori non ha ancora provveduto al pagamento degli stipendi del trimestre aprile-maggio-giugno, la cui scadenza insieme alla produzione della fideiussione e della tassa di iscrizione è martedì prossimo. Un'operazione superiore al €1.000.000 che spetta all'attuale proprietà, che si muove in una direzione e poi dichiara l'esatto contrario. Rimane in attesa l'imprenditore Fabrizio Mannino, che vuole il Messina ma non alle condizioni di Sciotto, che ha chiesto €1,5 milioni per la buonuscita, cui bisogna aggiungere passività per €1.200.000, secondo la sua valutazione, che diventano €2.800.000 per Mannino. Quanto basta per impedirne la cessione, ma l'idea di Sciotto di trovare finanziatori rimanendo al timone del club non funziona, nonostante nuovi contatti con l'imprenditore romano Manuele Ilari. A questo punto il cerchio si stringe e le ipotesi pure. La prima soluzione prevede che Sciotto non iscriva il Messina, che dopo aver rinunciato 15 anni fa alla Serie B con Franza, aprirebbe le porte ad un nuovo fallimento. La seconda che Sciotto lo iscriva rimanendo alla guida del club, con reciti allenatore e un progetto di giovani calciatori, in totale contestazione con la tifoseria. La terza che dopo l'iscrizione cede il club a più ragionevoli pretese economiche rispetto alle attuali, ma smentirebbe se stesso e mesi di continue trattative. Di positivo c'è che l'attesa si è quasi conclusa. Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona giornata.